Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la formazione del nuovo governo presieduto da Giorgia Meloni, che sarà la prima premier donna nella storia della Repubblica. Dopo aver accettato l'incarico senza riserve dal presidente Mattarella, la leader di Fratelli d'Italia ha presentato la lista dei ministri. Fra questi l'ex presidente della regione siciliana Nello Musumeci, a cui va la delega del Sud e del Mare. Domani mattina alle 10 il giuramento e il successivo passaggio di consegne fra la Meloni e Mario Draghi con la consueta cerimonia della campanella. Passiamo adesso ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando al bollettino giornaliero diramato dal Ministero della Salute, nell'isola rispetto a ieri si registra un incremento di 870 attuali positivi per un totale di 21.974 casi. I nuovi positivi in totale sono 1.408, 3 i decessi, 535 i guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo in testa con 355 nuovi casi, seguita da Catania con 307 e da Messina con 221. Adesso lo sport, il match del Catania contro il Paternò si giocherà a porte aperte allo stadio Falcone Borsellino. Nonostante il provvedimento del giudice sportivo che aveva deciso di penalizzare la squadra di casa, squalificando il campo paternese, la Corte Sportiva d'Appello ha cambiato le carte in tavola. È stato infatti accolto, anche se solo parzialmente, il reclamo presentato dal Paternò, che dovrà comunque pagare la sanzione prevista pari a 3.500 euro per via dei gesti violenti dei suoi tifosi avvenuti durante la partita in casa contro il Licata. Chiudiamo con il meteo. Si prevede un weekend sereno in Sicilia. Giornate soleggiate e temperature in lieve aumento caratterizzeranno ancora per qualche settimana il clima dell'isola. Domani il sole infatti continuerà a splendere. Annuvolamenti passeggeri potrebbero presentarsi nella zona centrale della regione. Non sono previste precipitazioni. Temperature, come detto, in aumento e ben oltre i parametri stagionali, con massime che toccheranno perfino i 27-28 gradi a Siracusa e Catania. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.